sedicente guaritrice di Castelmigno, il sindaco di Resana lancia un appello ai suoi cittadini: fatevi avanti e denunciate, siamo pronti ad aiutarvi. Accertamenti dei carabinieri. Grave incidente stamane a Borso del Grappa, 22enne in fin di vita nello schianto della sua auto contro un camion. A Castelfranco un runner travolto dall'auto guidata da un ubriaco e salvo per miracolo. 35 lapidi sfregiate con il pennarello iscritto scena al cimitero di Gorgo al Monticano. La scoperta nel pomeriggio, indagini dei carabinieri, lo sdegno del sindaco e di tutto il paese. Il Veneto incassa una sentenza definita storica da Zaia. La consulta respinge il ricorso contro la decisione di assumere medici non specializzati per far fronte alla carenza di camici bianchi e poi all'emergenza sanitaria. Il caro energia rischia di mettere a rischio il futuro della radio della diocesi di Vittorio Veneto, alle prese insieme a tutte le parrocchie del territorio con gli aumenti di luce e gas. Super bonus 110%, il governo ha bloccato la cessione del credito, ma le associazioni di categoria rimangono perplesse rispetto all'eccessiva burocratizzazione del provvedimento. Caso Bramezza, assente dal sito dell'USL 7 la dichiarazione di non incompatibilità del direttore trevigiano dell'USL Pedemontana. Al via Treviso il Carnevale 2022, eventi diffusi in città per evitare assembramenti. Sotto la loggia il villaggio delle fiabe, i carri allegorici statici in piazza. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Lo avete sentito dai titoli. In primo piano il caso della sedicente guaritrice di Castelmigno. Ora il sindaco di Resana lancia un appello ai clienti della donna: fatevi avanti e denunciate, siamo pronti ad aiutarvi, dice il primo cittadino. Accertamenti intanto sono in corso anche da parte dei carabinieri. La diretta interessata intanto preferisce non commentare. Non ci dice nulla. Resta trincerata dietro le persiane della sua abitazione a Castelmigno di Resana la 53enne finita nella bufera dopo un servizio della trasmissione Striscia la Notizia che l'ha ribattezzata la guaritrice degli angeli. Proprio per intercessione delle creature celesti ma anche del Padre Eterno, la donna sostiene di poter curare le malattie gravi e di aver trattato anche una persona con 5 neoplasie. Tutto catturato dai microfoni e dalle telecamere del popolare programma TV. Questo accanto alle tariffe applicate per la consulenza, chiamiamola così, dai 50 euro della prima visita ai 30 delle successive. Apriti cielo in tutti i sensi. Il caso è scoppiato, interroga innanzitutto i vicini di casa, mentre alcuni non si erano accorti di nulla. Il dirimpettaio conferma l'Andirivieni. Sì, la conosco, perché siamo confinanti. Ha mai visto movimenti sospetti? No, io ho visto gente che veniva, ma non sapevo cosa faceva. Non lo sapevo e neanche non mi interessava. Ho sempre visto una famiglia, una ragazza a posto, insomma, non so. Anche lei è rimasto un po' sorpreso. Sì, sono rimasto sorpreso da questa storia. Una cosa proprio è caduta così dal cielo, non sapevo proprio. Ma che signora è? No, persona. A dichiararsi sorpreso lo stesso sindaco di Resana, che conferma di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione fino alla messa in onda del servizio. Se è vero tutto quello che abbiamo visto e dalle immagini sembra che sia così, fa rabbia, perché vuol dire che c'è una persona che ha sfruttato ai fini economici per prendere dei soldi la debolezza di persone che magari avevano una malattia, che si fidavano, pensavano chissà cosa. Queste cose fanno male. Siamo nel Medioevo, sono cose che attualmente non possono esistere. Bosa che vuole vederci chiaro, così come i carabinieri. I primi accertamenti sono in corso. Il primo cittadino si rivolge in ogni caso a eventuali clienti. Denunciate la cosa, anzi posso dire anche un appello: se ci sono cittadini del mio comune, venite qua in municipio, vi aspetto, facciamo due parole, ne parliamo, vediamo quali sono i problemi. Non sicuramente affidiamoci a questi ciarlatani, scusate il termine ma è così, ciarlatani. Due gravi incidenti stradali si sono registrati all'alba di oggi sulle strade della Marca. Il primo a Castelfranco, dove un runner 50enne è stato investito da un ventenne, risultato poi positivo all'alcol test. Il secondo a Borso del Grappa per lo scontro tra un'auto e un camion, un 22enne gravissimo al Cafoncello.
Viste le condizioni critiche, dopo un primo ricovero d'urgenza in pronto soccorso a Montebelluna, è stato trasportato in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso il 22enne che questa mattina all'alba è rimasto coinvolto in un frontale in via Molinetto a Borso del Grappa. Erano le 6:40 quando il ragazzo a bordo della sua vettura si è scontrato con un camion, forse invadendo la corsia sulla quale viaggiava il mezzo pesante. Non si esclude un colpo di sonno o una distrazione. L'impatto è stato violento e subito sono scattati i soccorsi, con l'autista del camion che si è fermato a prestare aiuto. Sul posto il suo M118 con ambulanza e automedica. Era stato chiesto l'intervento anche dell'elisoccorso di Treviso Emergenza, ma il velivolo non ha potuto decollare a causa delle condizioni meteo. Da qui il ricovero a Montebelluna, dove nel corso della mattinata si è optato per il trasferimento al Cafoncello. Troppo profondo il politrauma riscontrato sul giovane. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto, intervenuta 2 ore prima anche nella frazione di Treville a Castelfranco per un altro incidente che solo per un caso fortuito non si è trasformato in tragedia. Sono le 4:30 infatti quando un runner è stato investito dall'auto guidata da un 22enne del posto che viaggiava con altri 2 coetanei. Lo sportivo cinquantenne è stato travolto dal veicolo, una Fiat 500 che prima ha invaso la carreggiata opposta e poi ha oltrepassato il cordolo della ciclopedonale. L'uomo, trasportato subito all'ospedale di Castelfranco, ha riportato la frattura di spalla e caviglia. Illesi gli occupanti della 500, positivo all'alcol test il giovane conducente che dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza notturna e lesioni. E 2 automobilisti sono stati denunciati nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri sulla Pontebana a Spresiano. Un 28enne ha prima cercato di eludere l'ALT dei militari, poi quando si è fermato ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Per lui denuncia e ritiro della patente, così come per un 26enne controllato in via Roma Castelfranco, sorpreso al volante con un tasso di alcol nel sangue ben oltre i limiti consentiti. Raid vandalico al cimitero di Gorgo al Monticano. Ignoti probabilmente all'ora di pranzo si sono introdotti nel Camposanto e armati di pennarello hanno scritto sui loculi. Almeno 35 le lapidi colpite. Ad accorgersi della profanazione alcuni cittadini entrati nel pomeriggio al cimitero. Anche il sindaco Giannina Cover, subito informata dell'accaduto, ha voluto vedere con i propri occhi quanto successo. È stata la stessa sindaca a chiamare i carabinieri che hanno fotografato i loculi profanati e ora hanno avviato le indagini. Durante il sopralluogo è emerso che i vandali hanno scritto anche su uno dei 2 ceppi della patria posti all'ingresso del cimitero. Lunedì si tenterà di ripulire dalle scritte le lapidi. Non è possibile un fatto del genere, è una cosa gravissima prendersela con chi non c'è più, un'indecenza profanare un cimitero. Sono le parole di sdegno del sindaco Cover, che aggiunge: sono molto più che arrabbiata, credo che si siano persi molti valori, e lo sdegno del sindaco è lo stesso sdegno di tutti i suoi concittadini. La Regione Veneto incassa una sentenza che il presidente Zaia definisce storica. La Consulta ha respinto il ricorso contro la decisione di assumere medici non specializzati per far fronte alla carenza di camici bianchi e poi all'emergenza sanitaria dovuta al Covid. La Corte dà ragione a noi, il che vuol dire che non abbiamo solo ragione, abbiamo avuto solo ragione, ma si apre un nuovo fronte, che è quello che tutte le regioni possono provvedere all'assunzione di nuovi medici, diciamo giovani medici, laureati abilitati, che poi andranno a specializzarsi, ma che nel frattempo possono magari lavorare in un pronto soccorso in un'area medica. Il presidente del Veneto Luca Zaia definisce storica la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato dall'Associazione Medici Dirigenti ANAO Assomed alla delibera con cui la Regione Veneto, per far fronte alla carenza di camici bianchi, aveva aperto nell'estate 2019 all'assunzione di 500 nuovi medici, laureati e abilitati, ma ancora senza specializzazione. Provvedimento primo in Italia che aveva attirato sulla regione pesanti critiche proprio da parte dei sindacati dei medici. Poi il Covid invece ci ha insegnato che se hai bisogno di un bicchiere d'acqua non chiedi la qualifica a qualcuno, ma è importante che ti porti il bicchiere d'acqua. Però ripeto, qui stiamo parlando di giovani medici laureati in medicina e chirurgia. E allora io dicevo, guardate, se mi venite a dire che un giovane medico laureato che si è fatto 6 anni di università e poi, se non ricordo male, 2 anni di abilitazione e ancora uno sprovveduto che non si può avvicinare a un paziente, allora qualcosa non funziona.
Al ricorso di Anao Assomed, la Regione aveva deciso di controbattere punto per punto, arrivando davanti alla consulta che ha ritenuto corretta la scelta di assumere i giovani medici senza specializzazione. Ora, aggiunge Zaia, alla luce di questa sentenza sarebbe forse il caso di rivedere le norme nazionali in modo da snellire il più possibile le procedure riguardanti i giovani medici e gli specializzandi. L'emergenza sanitaria ha mostrato ancora più chiaramente quanto importanti siano le figure degli operatori della sanità e fondamentale la loro valorizzazione. Io direi che ci sono due cose da fare: assumerne e formarne quindi di più e pagarli anche di più, perché gli operatori del mondo della sanità oggettivamente devono avere più riconoscimento anche economico rispetto a quello che fanno, e queste sono le vere sfide. Non star lì a dire che un medico laureato e abilitato non può avvicinarsi a un paziente. C'è preoccupazione per il futuro della radio e della diocesi di Vittorio Veneto, futuro messo a rischio dal caro bollette con cui fanno i conti anche tutte le altre parrocchie del territorio proprio a causa degli aumenti di luce e gas. Siamo piuttosto preoccupati perché, almeno per quanto riguarda la radio, si sostenta grazie a donazioni di fatto, quindi un aumento del doppio delle spese va a incidere in modo molto importante. Don Alessio Magoga, direttore del settimanale diocesano L'Azione e di Radio Palazzo Carli, voce della diocesi di Vittorio Veneto, non nasconde la preoccupazione per il futuro dell'emittente radiofonica, anche questa alle prese con rincari dell'energia mai visti prima. Il rincaro energetico ovviamente comporta un aumento di quelli che sono i costi di produzione sia dei programmi della radio, che in gran parte, come possiamo dire, diffonde i propri programmi attraverso ripetitori che hanno un consumo di energia elettrica piuttosto elevata. Rincari, spiega Don Magoga, che ci hanno preso alla sprovvista. Ora faremo come diocesi una stima dell'ammontare complessivo del costo di tutte le parrocchie del territorio. Un raddoppio fondamentalmente delle spese energetiche che le singole parrocchie, le singole comunità sono chiamate a pagare, a far fronte a questo tipo di spesa. Le parrocchie stanno comunque già muovendo, ho visto così alcuni confratelli che si sono adoperati per una riduzione del costo della luce, utilizzando così il necessario. Una situazione che secondo Don Magoga deve portare tutti ad una riflessione. A dire il vero, questo tipo di attenzioni forse era da avere anche prima, perché noi viviamo in un contesto, in una situazione, in un mondo che consuma veramente tanta energia e ci siamo abituati a questo consumo senza una riflessione critica. E intanto i cittadini di Vittorio Veneto condividono la decisione, non certo facile, presa dal primo cittadino Miatto, che ha deciso di intervenire sull'illuminazione pubblica per ridurre le spese dovute proprio al caro energia, che ora appunto si andranno a ridurre i punti luce nelle varie vie cittadine. Sentiamo con che modalità. A fronte di questi rincari bisogna innanzitutto mettere in atto azioni già da subito, e da subito si può soltanto spegnere. Spegnere, o meglio rivedere l'illuminazione pubblica per tagliare le spese lievitate come mai prima d'ora a causa dei rincari di luce e gas. È la sofferta decisione presa dal sindaco di Vittorio Veneto, che dati alla mano spiega come il suo comune, il più grande della provincia, si trovi a far fronte a spese correnti tra le più alte della Marca. Con 7.000 punti luce, 370 km di strade che richiedono manutenzione, 11.000 chiusini da tenere puliti, 110 cassette elettriche, ogni variazione dei costi ha un forte impatto sulle casse comunali, spiega Miatto. Le ultime bollette della luce arrivate in municipio hanno segnato un incremento del 40% che nell'arco di 12 mesi si traduce in $500.000 in più solo di energia elettrica. Da qui l'intervento sull'illuminazione, che sarà graduale e con modalità ancora in fase di studio. Con le extraurbane pensiamo di spegnere anche tutto. Quelle urbane appunto verranno diminuiti il numero di punti luce che erogano appunto la luce, cercando di non farlo dove ci sono i crocevia, dove ci sono i passaggi pedonali. Qui in centro abbiamo una illuminazione stradale accompagnata da una dei controviali, proviamo a spegnere i controviali. Luci spente anche nei monumenti e nelle 12 chiese che, conti alla mano, consumano 16.000 watt, oltre 200 kW a notte. Saranno risparmiati i simboli della città come il santuario di Sant'Augusta o la croce in cima al Monte Altare. Questi saranno gli interventi nell'immediato. A lungo termine l'amministrazione intende riconvertire i punti luce a LED, mentre
Mignatto non esclude che sarà necessario intervenire anche nel capitolo riscaldamento, ottimizzando i costi con un rinnovo del parco caldaie. Intanto, seppur difficile da accettare, anche gli stessi cittadini di Vittorio Veneto condividono la decisione del sindaco. Purtroppo è una decisione che, per quanto possa dispiacermi, la condivido, perché anche il sindaco farà i conti con i soldi che ha in cassa. Io ho un'azienda, devo fare i conti nell'azienda mia e spengo le luci il più possibile perché sono aumentate di molto. D'accordo con il sindaco? Assolutamente sì, fa bene, sono dei motivi per risparmiare, è giusto risparmiare. Novità per uno dei buchi neri di Treviso, la storica discarica di via Orsenigo a San Paolo diventerà una centrale fotovoltaica. Grazie alla Regione Veneto, al Presidente Luca Zaia, perché ha finanziato con oltre 4 milioni di euro un intervento ambientale che resterà nella storia della città di Treviso, che è la riqualificazione, la bonifica della discarica di via Orsenigo nel quartiere San Paolo, tra San Paolo e Monigo. Nuovo capitolo della storia infinita di uno dei buchi neri di Treviso. Dopo essere stata una cava poi riempita per decenni senza alcuna impermeabilizzazione con i rifiuti solidi urbani della città, era diventata per una brevissima stagione, negli anni 90, dormitorio dei primi immigrati economici. Doveva diventare area del nuovo stadio tennis, poi di un velodromo, ma nel frattempo è sempre e solamente stata un'area utile solo per chi doveva far sparire velocemente della spazzatura ingombrante. 100.000 metri quadrati che grazie ai soldi regionali diventeranno una centrale fotovoltaica circondata da un bosco. L'impianto fotovoltaico che abbiamo progettato è circa di 1,8 MW, stiamo verificando con i tecnici la dimensione e il resto sarà area boschiva, quindi si prevede circa 7 ettari di area boschiva. C'è da dire che è il più grande intervento mai fatto nel comune di Treviso di rigenerazione di un sito ex inquinato e ora lasciato all'abbandono. Quanto si estende l'impianto fotovoltaico? Un ettaro? Sì, è circa 1,2 ettari, stiamo delineando con i progettisti quella che è la dimensione reale, però la cosa interessante è che potrà alimentare circa 10 scuole direttamente. Assessore che sottolinea come questa centrale con pannelli a terra non tocchi alcuna area produttiva. Noi non andiamo a prendere un'area agricola e ci mettiamo un parco fotovoltaico, rigeneriamo una ex discarica abbandonata dove si potrebbe mettere solo o un parco fotovoltaico o un bosco. Noi faremo entrambi perché non possiamo lamentarci e continuare a lamentarci del caro energia e poi non produrre energia alternativa green come vogliamo fare, soprattutto per alimentare gli edifici pubblici. Parliamo del super bonus 110%, il governo ha bloccato la cessione del credito, ma le associazioni di categoria rimangono perplesse rispetto all'eccessiva burocratizzazione del provvedimento e per le sanzioni previste. Era una tragedia, adesso è una tragedia sfiorata, vediamo come riprenderà il mercato, quale sarà la risposta dei cittadini. Il decreto sulla cessione multipla dei crediti, che di fatto consente all'ingranaggio del super bonus 110% di ripartire, non convince fino in fondo gli artigiani. Il sistema incentivi perde per forza di cose la potenza iniziale, controlli e sanzioni rischiano di dissuadere anche i bene intenzionati, compresi i tecnici che devono certificare gli interventi, per i quali le sanzioni possono arrivare fino a 5 anni di carcere e 100.000 euro di multa, qualora attestino il falso. Bene la cessione del credito, le altre due possibilità di cedere il credito, questo bene. Naturalmente l'inasprimento delle pene porta a qualche svantaggio, giustamente, perché non si può caricare di una responsabilità che è difficile da controllare a dei professionisti che di fatto potrebbero a loro volta in buona fede anche sbagliare qualcosa. È una spada di Damocle che noi temiamo avrà delle ripercussioni negative nei lavori da fare. Credito che si può dunque cedere fino a 3 volte, dopo la prima però solo tra intermediari con un proprio organismo di vigilanza. E via libera finale, il cosiddetto bollino, incarico all'Agenzia delle Entrate. E questo vaglio dell'Agenzia delle Entrate preoccupa perché uno dice sì, io sono partito con tutti i buoni propositi, ho cercato di fare tutte le cose fatte bene, però viva Dio non è che scopro l'acqua calda se dico che qui in Italia si può svegliare il burocrate di turno che dice che invece secondo lui le cose non sono state fatte bene. Gli artigiani si attendono quindi una frenata, i cittadini si approcceranno al super bonus con una prudenza eccessiva, quella, dice Sartori, dovuta alla paura che la burocrazia incute. Ma non dovrebbe essere questo, conclude, il ruolo dello Stato. Il pubblico deve fare il suo lavoro, il suo lavoro è beccare i truffatori, non
rallentare anche chi ha buona volontà di lavorare e di produrre. E proprio la misura del super bonus ha imposto ai comuni carichi di lavoro senza precedenti. A Treviso, ad esempio, gli accessi agli atti sono raddoppiati in un solo anno. Quando ti arrivano accessi atti in 3 giorni, che sono quelli che normalmente fai in un mese, peraltro spesso, anzi sempre di immobili che hanno difficoltà, perché sono chiaramente il 110 lo fai su degli immobili vecchi, quindi trovi punti da sanare, misure che non sono più quelle. Cioè, io avevo un appartamento di mia nonna che era accatastato in vani, neanche in metri quadri. Da 1.407 accessi agli atti richiesti nel 2019 a 2.980 nel 2021, un numero che in proporzione cresce ancora di più se si guardano i dati di gennaio 2022. Ecco uno degli effetti del super bonus, la spinta a mettere mano sulle proprie abitazioni. Se da un lato ha dato nuova linfa vitale alle imprese edili, non ha mancato però di mettere in difficoltà gli uffici amministrativi dei comuni, compreso quello trevigiano. Il comune di Treviso ne è venuto fuori anche abbastanza bene, però devo ammettere un po' di rallentamento c'è stato. Noi abbiamo investito 250.000 euro sul cambio tecnologico che consente di digitalizzare tutta la documentazione. Io ho più volte eccepito, anche con la funzione pubblica onestamente, che chiedevo di poter scorrere le graduatorie a tempo determinato per inserire nuovi architetti che ci dessero una mano. Alessandro Manera, con delega anche al personale, aveva fatto richiesta di poter assumere a tempo determinato, creando un asse con gli ordini professionali, ma non è stato possibile per diniego della funzione pubblica. La burocrazia, le attese che in certi casi hanno superato i 6 mesi sono dovute proprio a questo. E adesso il caso del direttore generale dell'USL 7, Carlo Bramezza. Dal sito dell'azienda sanitaria nel sito dell'azienda sanitaria non appare la dichiarazione di non incompatibilità del direttore trevigiano dell'USL Pedemontana. Chi ricopre incarichi pubblici o nel pubblico lo sa che vige l'obbligo di presentare ogni anno un documento relativo all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Una semplice formalità, un'autocertificazione nella quale si dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di questo status. Semplice formalità, dicevamo, ma la forma nasce proprio per garantire il funzionamento della macchina pubblica. Per l'amministrazione trasparente, quindi, queste dichiarazioni vengono pubblicate ogni anno in albo pretorio e sono consultabili da tutti, a meno che non vengano consegnate o caricate. In questo caso non se ne troverà traccia nell'amministrazione trasparente. E allora andiamo a vedere il sito dell'ULSS 7 Pedemontana per vedere qual è la situazione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità riferite al 2021. Salta all'occhio come siano presenti quella del direttore amministrativo, quella del direttore dei servizi sociosanitari e quella del direttore sanitario dell'azienda pedemontana. E quella del direttore generale? Niente, nella casellina destinata alla documentazione di Carlo Bramezza per il 2021 c'è solo il curriculum. Vabbè, direte voi, per i direttori la regola non vale. Ce lo siamo chiesto anche noi e siamo andati a vedere, per esempio, la documentazione del direttore di un'altra azienda sanitaria, in questo caso quella padovana, e per il direttore Paolo Fortuna c'è proprio tutto. Un rapido passaggio con l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, conferma che sul portale manca la dichiarazione di non incompatibilità del direttore generale Carlo Bramezza. Viene da chiedersi quindi come mai sia assente questa documentazione e quali eventuali ricadute possa portare la mancanza della dichiarazione. Le domande sul caso Bramezza che da giorni la nostra emittente pone per far chiarezza su quanto sta accadendo al vertice dell'ULSS 7 aumentano e si fanno sempre più pressanti. E forse è arrivato il momento che qualcuno inizi a dare risposte. I carabinieri tornano a mettere in guardia i cittadini dalle truffe online che si stanno moltiplicando, 4 nelle ultime ore i denunciati.
Raggiri via internet sempre più frequenti. I carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno individuato i presunti responsabili di una serie di truffe online messe in atto nelle ultime settimane, a cominciare dai 2 trentenni romeni denunciati per essersi fatti versare 1.500 euro su carte prepagate da un pensionato di Istrana col pretesto dell'acquisto di 20 infissi per abitazione pubblicati su un sito internet. Un 41enne trevigiano è stato invece raggirato da una 66enne di origini abruzzesi, poi denunciata dai carabinieri di Pieve del Grappa. La donna si è fatta accreditare 260 euro per un set di pneumatici, salvo poi sparire. E sempre a Pieve denunciata anche una 50enne di origini tedesche che si è fatta consegnare 90 euro da un'anziana per degli integratori alimentari mai recapitati. E adesso le immagini del carnevale a Treviso, prima però pochissimi secondi di pubblicità. Rieccoci in diretta, come annunciato prima della pubblicità, taglio del nastro questa mattina per il primo carnevale diffuso a Treviso e nella Marca. Tra carri e allestimenti, la volontà degli organizzatori di riportare il sorriso ai trevigiani nella massima sicurezza. Con 2 mani, Batman. Vai Batman. Pronti? Batman. Un piccolo Batman con tanto di fascia da sindaco ha inaugurato oggi alla Loggia dei Cavalieri il primo carnevale diffuso di Treviso e della Marca. Un carnevale statico, ma sicuramente d'effetto e nel rispetto della tradizione del carnevale, perché proporremo non solo questa bellissima, Loggia dei Cavalieri allestita come la loggia delle fiabe. 5 postazioni che richiamano ad altrettanti racconti come Pinocchio con il banco del falegname o la carrozza della zucca per Cenerentola. E poi abbiamo anche Piazza dei Signori e Piazzetta Aldo Moro, dove da oggi pomeriggio, domani, nel prossimo fine settimana, il 1° di marzo, ci sono gli spettacoli per bambini, per famiglie, eventi con giocolieri, con trampolieri, con circo fatato appunto con spettacoli di vario tipo, bolle giganti e quant'altro. Ma non si può dire carnevale se non ci sono i carri mascherati, anche se fermi in Piazza Borsa. Abbiamo anche qui a Treviso, è un percorso che parte da Piazza Borsa, dove abbiamo 3 carri in forma statica, ma venite anche a vederli perché appunto è un'occasione per ammirarli da vicino, perché di solito le vedete sfilare, ma non avete il modo di avvicinarvi e apprezzare nel dettaglio come sono costruiti e come si muovono. Un carnevale diffuso in città ma anche nella Marca. Abbiamo in contemporanea adesso Pieve del Grappa, sabato 19 e domani, domenica 20. Poi abbiamo Carbonera, domenica 27, che con gli spettacoli di piazza in Villa Maria. Poi abbiamo Vittorio Veneto, domenica 27 in centro città, Piazza del Popolo e il controviale Vittoria. Poi passiamo per Conegliano il 1° di marzo, l'ultimo di Carnevale, in centro città, Viale Carducci, e chiudiamo con Villorba il 6 di marzo a Piazza Aldo Moro. Ma la festa in maschera a Treviso non è solo tra la Loggia e Piazza Borsa. In Villa Margherita per tutto il fine settimana si potrà vivere un vero e proprio carnevale d'altri tempi. Un carnevale d'altri tempi, quello allestito dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi in Villa Margherita a Treviso. Ad iniziare dalle maschere, con l'esposizione di vere e proprie opere d'arte, ma anche testimoni di storie che sottolineano l'animo democratico della Serenissima. La maschera si usava a suo tempo per mascherarsi e per far sì che tutte le persone fossero uguali, non ci fossero distinzioni di classe. Maschere storiche ma anche attuali, come questa bauta. Questo è il classico dottore della peste. Il naso è interamente fatto, all'interno è bucato in modo che il medico potesse mettere tutte le spezie, il cotone eccetera, in modo da non prendere la pandemia e salvarsi. Accanto alle maschere, questo carnevale d'altri tempi dà la possibilità di vedere dei capi d'abbigliamento originali in armonia con il tempo e l'architettura di Villa Margherita. I 3 abiti che vedete in questa stanza sono 2 abiti da ricevimento e un abito da ballo datati 1880-1885. Pezzi unici, come il vestito nero. È un abito di manifattura americana proveniente da una sartoria di New York ed è ricamato in marcassiti, che è una pietra fossile. Abiti così non hanno prezzo, non si dà un prezzo alle passioni.
E passione è la parola che echeggia in queste stanze riaperte da Mirella Tuzzato, con un obiettivo ben preciso dedicato alla disabilità. Che darà la possibilità a questi ragazzi speciali di trovare un lavoro, di vivere in autonomia su queste bellissime stanze che ci sono, perché noi dobbiamo diventare una società inclusiva. Un carnevale fatto di storia e di inclusione, ma anche dei dolci preparati per i visitatori dai ragazzi del centro di formazione professionale di Lancenigo, con la prospettiva che qui possa avviarsi una vera e propria attività. Cominciare a far funzionare un biscottificio per i ragazzi che hanno disabilità. Questa piccola fabbrica di biscotti possa dare a questi ragazzi la possibilità di mantenersi con un lavoro come tutti gli altri. È il momento delle notizie da Belluno e provincia. Da parte mia e dell'amministrazione provinciale garantisco l'impegno a reperire le risorse, anche attingendo a finanziamenti particolari da parte dello Stato per evitare l'isolamento del Comelico. Questo quanto affermato dal presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini, in relazione alla prospettata chiusura della Galleria del Comelico. Galleria del Comelico. I tavoli di concertazione stanno diventando una trattativa senza vie di uscita. Ora servono soluzioni condivise con il territorio e in grado di rendere il più indolore possibile l'inevitabile cantiere previsto per la galleria stessa. Preoccupazioni tante, perché la chiusura di questa galleria comporta dei danni economici incalcolabili per queste comunità che non possono sicuramente permettersi di rimanere isolate, quindi dobbiamo trovare sicuramente una soluzione. Io sono pronto a partecipare a qualsiasi tavolo, ad incontrare i sindaci per cercare di condividere una soluzione a questo problema, che passa attraverso una strada diversa rispetto a quella della galleria, da realizzarsi nel più breve tempo possibile. Chiudere la galleria senza dare alternative percorribili, e il passaggio sul passo di Sant'Antonio in inverno non viene considerato come alternativa, non è possibile. Il Comelico resterebbe praticamente isolato, diventando ancora più vittima del fenomeno dello spopolamento, che purtroppo già è forte nella vallata. Lì c'è una vecchia strada che sicuramente va sistemata, si sta analizzando nel dettaglio quali sono un po' le condizioni di questa strada e quali sono le opportunità. Se questa soluzione avesse dei tempi lunghi, dobbiamo cercare di farli conciliare con l'intervento nella galleria. Altro tema è quello eventualmente di portare dei ristori a queste comunità, e anche da questo punto di vista con le associazioni di categoria stiamo facendo una sorta di indagine su quello che è un po' la portata economica delle attività che operano in Comelico. La provincia, proprio in queste settimane, sta infatti approfondendo la proposta dei sindaci del Comelico di ripristino della vecchia strada della Valle Vecchia, per la quale si stima servirebbero 20 milioni di euro. La vicenda ACC, da decenni di compressori ad un futuro di scambiatori di calore, passando per le dichiarazioni in aula del ministro Giorgetti. Complessa e contorta la storia di ACC. Compressori non se ne faranno più. La commessa in corso d'opera segna la fine di una storia. L'offerta vincolante di SEST è per fare scambiatori di calore. Un'azienda che una volta impegnava quasi 2000 persone, già nel 2014 era scesa dai restanti 690 a 480. Adesso ne sono rimasti 256 e chi entrerebbe ne riassorbirebbe il 60%. Siamo al punto che è arrivata l'offerta vincolante di acquisto da parte della controllata Gruppo Luve, la SES di Limana. Abbiamo un piano industriale, abbiamo un perimetro occupazionale che è già stato sommariamente anticipato. Il prossimo 23 saremo a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico e lì cercheremo di capire, anche a fronte della richiesta di un accordo sindacale ex articolo 47, quali sono le condizioni per fare un accordo che garantisca a tutti i lavoratori un piano industriale e poi a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici di trovare una soluzione. I compressori in Italia non si faranno più e in Europa si producono ormai solo e con difficoltà in Austria, ma le linee produttive interessano e dall'Asia più di un gruppo ha manifestato il proprio interesse ad acquistare le macchine, e questo diversamente da quanto era sembrato di capire dopo le dichiarazioni in aula del ministro Giorgetti. Il ministro Giorgetti, rispondendo all'interrogazione parlamentare
di alcuni leghisti, ha affermato che la multinazionale cinese si sarebbe appropriata del know-how e quindi della tecnologia di ACC per poi portarla nei suoi stabilimenti cinesi. Questo non è assolutamente vero, tant'è che nei 20 milioni di pezzi che oggi Wanbao produce non c'è il K, che è il prodotto che viene prodotto in ACC. Tra l'altro nemmeno il nuovo K, quello a velocità variabile, sul quale noi speravamo si potesse costruire un futuro di produzione ancora del compressore. La cosa buona è che chi entra non è solo italiano e non è solo veneto, ma proprio bellunese, con una storia di successo che comincia a Limana in un impianto che non si può espandere e che è proseguita anche in altri stati. C'è il miracolo della guarigione di una neonata di San Severino Marche affetta da grave sofferenza fetale dietro la beatificazione di Suor Maria Costanza Panas, al secolo Agnese Pacifica, bellunese di nascita, poi trapiantata in varie realtà del Veneto, del Feltrino, del Vicentino e del Veneziano, morta a Fabriano nel 1963. Il miracolo, legato a fatti che risalirebbero al 1985, avrebbe portato agli onori degli altari la religiosa, per la quale Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo. A ufficializzare la notizia il vescovo di Fabriano Matelica e arcivescovo di Camerino San Severino Marche, Monsignor Francesco Massara. Vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Telenord-Est sul 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali, che vi ricordo essere il 10 per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Telenord-Est. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo sul nostro territorio, ci attende infatti una domenica asciutta e anche piuttosto soleggiata e mite. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica del 20 febbraio evidenzia che appunto ci attende una splendida giornata caratterizzata dal bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, non si escludono degli addensamenti sui monti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature gradevoli, come detto, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più stabile con tanto sole ovunque, qualche annuvolamento ci sarà ma innocuo. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, solo con qualche nube in più sui settori più settentrionali, ma non darà luogo a piogge. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 12-14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.